Vorrei mostrarvi quello che si vede e il bello che si vede a piccola scala. E col titolo, la scelta del titolo mi ha messo un po' in crisi perché come geologo i miei strumenti sono il martello fondamentalmente, il microscopio e il computer eventualmente. Parlare di arte mi mette un po' a disagio, però mi ha salvato la mostra che abbiamo al piano soprastante, dove Franco Fontana ha scritto che lo scopo dell'arte è rendere visibile l'invisibile. Allora ci siamo, ho detto, e posso mettere questo termine nel mio titolo, perché quello di cui vorrei parlare è il bello, se lo consideriamo bello, che si può apprezzare non tanto o non solo osservando un campione di roccia come questo, che è macroscopico, misura una quindicina di centimetri, ma quello che si può trovare se ingrandiamo dentro a qualche millimetro della stessa roccia. Bene, va fatta una premessa, alcune parole sui microscopi, e tra i tanti microscopi che possiamo utilizzare come strumento di ricerca vorrei focalizzare la nostra attenzione su tre, da sinistra a destra: un microscopio ottico, un microscopio elettronico a scansione e un microscopio elettronico a trasmissione. Come vedete ho indicato l'ordine di grandezza delle dimensioni degli oggetti che vengono studiati, quindi millimetri per un microscopio ottico, micrometri o millesimi di millimetro per un microscopio elettronico a scansione e nanometri, quindi milionesimi di millimetro, quando utilizziamo il microscopio a trasmissione. Tre ordini di grandezza circa a scendere dall'uno all'altro e un ordine di grandezza circa nel prezzo dall'uno all'altro, quindi si va dalle decine di migliaia di euro alle centinaia e si sorpassa il milione di euro per il microscopio elettronico a trasmissione. E vedete tre esempi di immagini: una fettina di roccia vista al microscopio ottico, la superficie di una foglia al SEM e 5 nanometri, osservate la scala. I puntini che voi vedete qui sono i singoli atomi sulla superficie di magnesio irradiata per osservarne gli effetti. Bene, quindi i microscopi sono estremamente utili, ma il bello dove sta? La connessione tra arte e scienza è un qualche cosa che è esplorato da secoli probabilmente, e io mi sono soffermato nella ricerca di siti in internet, di concorsi o di portali o di riviste che si occupano del connubio tra arte e scienza, e quello che vorrei mostrarvi per finire è che immagini di scienza possono essere esposte in gallerie d'arte o in esposizioni come quella che è ritratta qui. Ci sono moltissimi concorsi fotografici negli ultimi decenni dedicati a immagini di scienza a valenza artistica. Bene, cominciamo. E quello di cui vorrei parlare all'inizio è il bello visto al microscopio elettronico a scansione e con soggetti di tipo biologico. E quando parliamo di questo è praticamente inevitabile arrivare a questa persona. È Martin Oegerli, svizzero, biologo, si è definito micronauta e attualmente collabora da qualche anno con National Geographic, per la quale rivista ha ormai pubblicato già 4 lavori a stampa e ha 4 copertine. Chi di voi si occupa un po' di fotografia sa che National Geographic è il massimo, perché fotografo al quale come fotografo si può ambire. Ecco, questa è una delle sue immagini, non so di cosa si tratti, ma adesso andiamo alle prossime, che sono in questo caso un uovo di un qualche insetto. Le dimensioni di questi oggetti non le ho riportate perché non sono riportate nelle immagini originali, ma quello che vediamo adesso
va diciamo dalla decina al centinaio di micron, quindi 0,1-0,01 millimetri. Altro esempio, un tessuto adiposo, e altro ancora un ingrandimento, un particolare, scusate, di un altro uovo di un insetto che non conosco. E questo polline fantastico che ha una dimensione, polline di salice, che ha una dimensione di circa 30 micron. Concludo con le immagini di Martin Oegerli mostrando questo polline misura una trentina di micron, per dirvi quello che è l'aspetto di creatività che si ha in queste immagini. Chi di voi utilizza o ha utilizzato un microscopio elettronico a scansione sa che l'immagine che si ottiene è monocromatica. Quindi tutto quello che noi abbiamo visto finora è legato a un processo creativo, la parte artistica è la colorazione che Oegerli in questo caso, a partire da un'immagine monocromatica, ha operato via processi di software, in particolare in questo caso viene usato Photoshop. Quindi questa è l'immagine originale ottenuta dal microscopio a scansione e questa è l'immagine artistica elaborata. Se passiamo alla microscopia ottica, il colore è quello che si vede con i nostri occhi agli oculari, quindi è un qualcosa di completamente diverso. Siamo però a dimensioni molto o leggermente maggiori, e quello che vi mostrerò adesso sono alcuni esempi ancora dal campo biologico di immagini che sono state premiate a uno dei due maggiori concorsi di microfotografia esistenti attualmente, che sono il Bioscapes dell'Olympus e lo Small World di Nikon. Queste sono tre immagini vincitrici, un'alga, una utricularia gibba che non so esattamente cosa sia, e una diatomea. Parliamo di soggetti questa volta che superano le centinaia di micron e che sono stati premiati per immagini che sono state premiate per la loro valenza estetica, non solo per gli aspetti scientifici. Andando avanti con gli esempi biologici, vi ho riportato un radiolario, misura 350 micron, quindi 0,3 millimetri, è un organismo unicellulare a guscio siliceo che una volta morto precipita sul fondo dell'oceano e di oceani profondi e dà origine a dei depositi che poi ritroviamo, delle radiolariti e delle selci che poi ritroveremo eventualmente nella catena alpina, ad esempio se soggetti a processi di orogenesi. E l'arto di un piccolo granchietto colorato utilizzando delle tecniche di microscopia ottica tipiche del campo biologico, che forniscono questa colorazione che è sicuramente gradevole a vedersi. Questi erano degli esempi biologici, e adesso vorrei passare agli esempi non biologici, e in particolare a quelli dove si utilizza la luce polarizzata. Luce polarizzata che consente la nascita di queste colorazioni bellissime che sono chiamati colori di interferenza. Questo esempio ci mostra dei cristalli liquidi colesterici, cioè avvolti a spirale. Stiamo qui osservando dei soggetti che hanno dimensioni leggermente superiori ai casi biologici. Siamo intorno al millimetro, a cavallo del millimetro, un po' meno o qualcosa di più. Questo è un fuso cristallizzato di zolfo e acetanilide. Sono dei composti che magari non hanno utilizzo pratico, ma vengono sintetizzati ad hoc per fare poi queste immagini e per mandarle poi a qualche concorso. Sono delle immagini con un
elevatissimo impatto visivo, quello che vedete sono dei cristalli raggiati che hanno colori diversi, pur essendo della stessa sostanza, dello stesso solido, hanno colori diversi perché sono orientati in modo diverso rispetto al piano di polarizzazione della luce. Senza luce polarizzata noi non potremmo vedere queste cose. E parlando di luce polarizzata e di fotografie ad impatto estetico notevole, anche in questo caso non si può non andare a cadere su un sito e su una persona. Il sito si chiama Bev Shots e riguarda i drinks visti al microscopio. Quindi questo è un cocktail, White Russian, che è stato lasciato evaporare e i cristalli degli zuccheri e degli altri composti poi sono osservati al microscopio polarizzatore. La persona che si dedica a queste cose è Michael Davidson, in Florida, una carriera lunghissima come microscopista professionale che poi ha trasportato in questa, diciamo, impresa di scopo estetico-artistico, e vedete degli altri esempi, una birra, la Korean Lager, e un altro cocktail e un vodka tonic. Sono appunto delle cose abbastanza interessanti. E l'ultima parte di questa mia comunicazione riguarda quello che si può vedere dentro le rocce. Questa è una fettina, è un'immagine ripresa da una roccia che contiene un minerale che si chiama charoite, si trova solamente in Iacuzia, e i colori che vediamo sono i colori che ciascuno di voi potrebbe vedere dentro gli oculari del microscopio, i colori di interferenza legati alla luce polarizzata. Come si fa a guardare una roccia al microscopio? Due parole sulla sezione sottile, che è gioia e dolore degli studenti di geologia e che è il nostro normale strumento di lavoro quando vogliamo studiare una roccia. La roccia va affettata e va spianata e assottigliata fino ad ottenere una fettina dello spessore standard di 30 micron, è lo spessore standard che va utilizzato per uniformare i colori di interferenza, in modo che tutti sappiamo che a determinati colori corrisponde un determinato minerale. Questa fettina, chiaramente di spessore così modesto, va appoggiata su un vetrino, altrimenti non potremmo maneggiarla, e poi va guardata al microscopio a luce trasmessa, quindi la luce passa da sotto attraverso la sezione sottile e attraverso la luce polarizzata, con l'utilizzo di un solo polarizzatore o di due polarizzatori, uno prima e uno dopo del soggetto, osserviamo i diversi minerali, i loro colori, come i loro colori cambiano ruotando il piattino del microscopio, e osserviamo con due polarizzatori quelli che si chiamano i colori di interferenza, che avete già osservato e che osserverete da qui alla fine di questa presentazione. Con il microscopio ottico possiamo entrare dentro alle rocce e possiamo ad esempio fare un'escursione geologico-estetica a spasso per le Alpi, che è quella che vediamo nelle prossime immagini. Inizio dalle nostre zone con una ossidiana del Marosticano. Le ossidiane che noi conosciamo solitamente vengono da Lipari in Italia. Quelle del Marosticano sono abbastanza rare e contengono delle piccole sferuliti, degli aggregati tondeggianti che poi vengono riempiti da minerali secondari che si chiamano zeoliti in una matrice di vetro. Questo è un esempio di questa ossidiana, e se procediamo verso nord o comunque verso il dominio alpino vero e proprio, troviamo prima molte rocce sedimentarie. Le rocce sedimentarie contengono fossili e tra i fossili esistono i nummuliti, che sono anch'essi organismi unicellulari, anche se possono raggiungere dimensioni ragguardevoli. Questa è la parte nucleare di un nummulite che simula un occhio e viene dai Monti Lessini.
Se andiamo nel dominio alpino vero e proprio, entriamo nel dominio delle rocce metamorfiche, e questa è un'immagine che è stata ottenuta da uno scisto grafitico, una roccia originariamente sedimentaria, ricca di sostanza organica, poi trasformata in roccia metamorfica, dove le parti nere sono grafite, e dove questo ripiegamento sta ad indicare la deformazione delle rocce che avviene tipicamente quando abbiamo collisione tra continenti e formazione di una catena collisionale. Viene dalla Valle di Vize, zone, le Alpi orientali, che nel nostro dipartimento sono state studiate dai tempi quantomeno di Bianchi e Dal Piazza degli anni 30, e dove ho avuto la fortuna di fare la mia tesi di dottorato. Andiamo verso occidente, andiamo nell'Adamello, che è uno dei complessi magmatici più importanti del nostro territorio, o il più importante, e in una roccia dell'Adamello è presente un minerale che si chiama plagioclasio, che tipicamente fornisce questa alternanza di fasce nettamente distinte che si chiamano geminazioni. Questi geminati sono tipici di questo minerale, e in questo caso ci forniscono questa gradevole alternanza di giallo e azzurro. Più a ovest ancora arriviamo alla cosiddetta zona di Ivrea. La zona di Ivrea, geologicamente parlando, è importante perché rappresenta uno degli esempi più belli e più classici di rocce della crosta profonda portata in superficie nella nostra catena alpina, ma oltre a essere scientificamente molto interessante, contiene delle rocce che hanno questi aggregati, queste compenetrazioni tra minerali, nella fattispecie quarzo e plagioclasio, che prendono il nome di mirmechiti. E questo è un esempio eccezionale di mirmechiti in rocce metamorfiche. Nella catena alpina, in particolare ad Alpe Arami in Svizzera, si rinviene la roccia di origine più profonda conosciuta nelle Alpi, che è una peridotite. Rappresenta un frammento del mantello terrestre, quindi quello che si trova al di sotto della crosta. C'è ancora dibattito se venga da 150, 200 o 300 km, poco importa, è la roccia di genesi più profonda che troviamo esposta attualmente nelle Alpi. E in questa peridotite, costituita da un minerale che si chiama olivina, si possono trovare queste venette di serpentino e magnetite che si sono formate per alterazione dell'olivina. E in Val d'Aosta abbiamo frammenti del vecchio oceano Tetide, che separava la Paleo Europa dalla Paleo Africa, e che è stato pizzicato, diciamo, tra i due continenti e riesumato. Alcune di queste rocce della crosta oceanica sono ora presenti sotto forma di scisti blu. Si chiamano scisti blu perché macroscopicamente hanno una colorazione bluastra, e al microscopio risultano costituiti da minerali come l'epidotto, come la clorite, che in questo caso fa dei fascetti che sembrano simulare degli alberi. Bene, un altro paio di esempi di rocce che ho effettivamente studiato anche. Questo esempio viene dalla India meridionale, dal Kerala, dove ci sono esempi di rocce di crosta profonda che sono famosi in tutto il mondo. Questa è una cava, notate le modalità di attività e la sicurezza, naturalmente, e questa è una roccia a grafite dello stesso affioramento. La grafite, anche se la assottigliamo allo spessore di 30 micron, rimane opaca, ed è quella che dà le fasce nere di questa immagine. E questa grafite, di questa grafite sappiamo un po' vita, morte e miracoli, compresi gli isotopi del carbonio, per sapere se l'origine del carbonio è crostale oppure più profonda, proveniente dal mantello. Un altro esempio dalla stessa
roccia, quindi dalla granulite che era la meridionale. Io credo che qualcuno di voi o molti di voi avrà visto qualche esemplare macroscopico di questa roccia che si chiama Ocean Jasper, si trova o nei negozi o nei mercatini, è caratterizzata dalla presenza di questi noduletti, di queste sfere che sono proprio degli sferuliti. È una roccia costituita da calcedonio, cioè un quarzo microcristallino, e al microscopio gli sferuliti o gli aggregati raggiati di calcedonio e quarzo danno queste immagini con questi colori di interferenza. Questo è un esempio e questo è l'altro esempio conosciuto ed esposto in vari musei. Questo è uno di quegli sferuliti, la dimensione di questa immagine è 3,5 mm circa, quindi lo sferulite è un paio o meno di millimetri. Quindi per concludere, spero che non solo abbiate visto cosa anche il microscopio elettronico con argomenti biologici può fornire, ma anche che in qualsiasi roccia o sasso che voi calpestate o che voi incontrate nelle vostre passeggiate, nelle vostre escursioni, è nascosto un micromondo. Concludo con questo esempio che è una serie di ciottoli che le mie figlie hanno raccolto nella spiaggia di Carboneras in Andalusia, e se io dopo questi ciottoli li ho tagliati, li ho affettati, e da questo in particolare è venuta fuori questa immagine qui, e questi aghetti che noi geologi amiamo molto, perlomeno che io amo molto, si chiama sillimanite, ci indicano che la roccia è stata scaldata a temperature superiori a 550 gradi. Vorrei lasciarvi con un quiz, e se volete spendere 10 secondi per tentare di indovinare cosa potrebbe essere questo. Un suggerimento c'è nella didascalia, sarà sicuramente una bevanda. Questa è una delle immagini più belle che io abbia mai visto, è una vodka. Vi ringrazio. Bene, grazie. Allora, grazie a Bernardo Cise.